Ciao ragazzi e benvenuti in città, a Verona. Non sono impazzito perché siamo effettivamente nel territorio del capoluogo scaligero, anche se in un contesto pedemontano, perché a tutti gli effetti siamo in Lessinia. Mi trovo a Moruri, piccola frazione di Verona, a 12 km e mezzo da Piazza Bra e a 435 metri di altezza. Un piccolo agglomerato urbano con 170 anime, una chiesa e un bar trattoria, che è esattamente il luogo in cui si concentra la storia di oggi. Nel 2018, dopo tanti anni di attività, i gestori decisero di chiudere. E fu allora che 5 residenti della frazione decisero di rilevare loro questa struttura per evitare di perdere quello che era l'unico punto di aggregazione sociale e vitale, insomma, del piccolo paesino. E lo fecero con la speranza di poter trovare un giorno qualcuno che lo avesse portato avanti in maniera seria e professionale con la ristorazione e tutto quello che occorre. Quel qualcuno arrivò nel 2021 e quel qualcuno era Massimo Gromperio, che tra poco vi faccio conoscere. Iniziò questa avventura che prosegue tuttora, ma quando iniziò, non so se avete sentito la temporalità di questa scelta, il 2021, eravamo in piena pandemia. Non è stato facile, però abbiamo seguito quello che c'era da fare. L'importante era l'obiettivo finale, che era fare quello che mi piace fare nella vita. E che facevi anche prima? L'ho fatto per la prima volta a Rifugio Revolto, sul Carega. Sono stato 3 anni e dopo abbiamo dovuto momentaneamente chiudere per lavori che si sono dilungati troppo e ho un po' aspettato, poi ho deciso di cercare altrove e mi è capitata questa opportunità. Prima di te qui c'erano 5 persone del posto. Esatto, è stato proprio uno di loro a propormi di venire qua, perché per loro era semplicemente tirare avanti una situazione per non perdere il bar del paese, il negozietto di alimentari, però non facevano ristorazione. E perché hai scelto proprio Moruri, che è una località amena, però marginale, un po' isolata anche? Certo, allora è più difficile sicuramente portare la gente a Moruri, però è anche nell'ottica di dove mi piace vivere. Io non voglio vivere in un centro cittadino, volevo proprio stare in una situazione così. Mi piaceva molto anche il Rifugio in montagna per lo stesso motivo, ma io sono nato anch'io in Lessinia e mi piace rimanere in una situazione così. Lo reputi un po' un caso, un colpo di fortuna, adesso vista dopo 4 anni? Ma sai, anche un po' il karma, uno cerca qualcosa, vuole una cosa e gli arriva. Massimo non è solo un innamorato della Lessinia, che è la sua patria natale. C'è un'altra grande passione, un altro grande amore, che è quello per la cucina. Pensate che prima di essere qui a Moruri e prima ancora dell'esperienza a Rifugio Revolto, lui lavorava come dipendente in un'azienda veronese. Nei fine settimana cosa faceva? Prendeva la sua ape, che aveva ristrutturato, e andava in giro per fiere, sagre o in altri eventi in cui valesse veramente la pena andare a proporre il suo street food. Ma qui a Moruri ha trovato una dimensione congeniale per esprimerla ancora meglio questa sua passione, che è una passione fatta di ricette classiche della Lessinia e per questo si approvvigiona da diversi fornitori del territorio che va personalmente a trovare e a selezionare, affrontando anche degli spostamenti non sempre agevoli. Anche oggi, per esempio, siamo usciti insieme, mi ha fatto vedere in mezzo alla nebbia, in mezzo alla pioggia, insomma, non è proprio una passeggiata. Poi ci sono le ricette classiche veronesi, ma lui ha voluto anche riservarsi uno spazio, secondo me, significativo e intelligente per ispirarsi a ricette anche di altre regioni d'Italia. Per esempio, oggi mi fa vedere come nascono i suoi testaroli. È un piatto tipico della Lunigiana, che è l'Appennino al confine tra 3 regioni, Liguria, Toscana e Emilia-Romagna, e prende un po' da tutte e 3. Testaroli, il nome da testo romagnolo, che è la padella piatta per fare le piadine. Si fa una crepe, diciamo, su questa padella. Io la faccio con farina di farro e nella versione originale la accompagnano con il pesto ligure, appunto la Liguria, e poi verdure, pomodorini, patate, zucchine. Le faccio anche io così d'estate, solo che faccio con il pesto di piantaggine, un'erba spontanea che raccolgo qui invece del pesto ligure. E d'inverno? D'inverno ne ho proposto io una versione invernale che ho pensato io, usando verze e fonduta di Monte Veronese e patate, e con la farina di castagne.
per avere ingredienti locali. Quindi per te sono importanti comunque gli ingredienti locali? È la parte più importante per me, proporre cose della zona, la stagionalità, vado sempre da piccoli produttori locali. Quindi te li cerchi? Assolutamente sì. Ne ho alcuni che avevo già dai tempi di Revolto, altri li ho trovati in questi anni qui. Perché credi nel localismo della provenienza? Allora, perché innanzitutto la qualità, una- qualcosa del terreno e fatto in piccole quantità di solito è sempre una qualità superiore. Poi magari anche perché è la tua terra? Poi anche perché è la mia terra. E poi c'è anche un motivo, sembra strano, ma c'è anche un motivo dal punto di vista del business. Perché se io andassi da un grande produttore a fare la spesa, chi si ricorda di me? Chi sono io? Se io vado da un piccolo produttore, questo lo dice ai suoi clienti, guardate che i miei prodotti potete andare a mangiarli là, venite, andate a assaggiarli. E questa cosa fa veramente rete, posso pagarli anche un po' di più, però pago contemporaneamente una pubblicità e un prodotto di qualità superiore, oltre a pubblicizzare la mia terra a cui tengo molto. E poi nasce un rapporto con questi produttori? Assolutamente. Parlare con loro è importante? Assolutamente, tantissimo. Tante volte mi danno dei suggerimenti importantissimi in cucina per valorizzare il loro prodotto e io li ascolto tutti. Cos'è per te la cucina? La cucina per me è una domanda complessa, possiamo riassumere in questo modo. Io non vengo dal campo della cucina perché io ho fatto studi artistici, ho fatto l'istituto d'arte e per me è un'espressione di sé, è arte, è sentimento, è metterci del suo. La cucina, sì, si possono imparare le tecniche, però se rimane pura e fredda tecnica, secondo me anche chi poi la mangia la sente nel piatto. Quindi è una forma d'arte? Sicuramente sì. E questa è un'arte che Massimo riversa nei suoi piatti, quelli della tradizione certo, ma anche e forse soprattutto quelli per così dire diversi, perché provenienti da altre terre, come nel caso dei testaroli, oppure che privilegiano il vegetale, come si può leggere nel ricchissimo menù che qui prepara ogni giorno. E questo è sicuramente un elemento che lo caratterizza e lo differenzia. A proposito, dovreste proprio assaggiare il suo budino di miglio al limone con frutti di bosco, a dir poco irresistibile. Fino a qui il massimo del ristorante, che è una qualificazione ordinaria, potremmo dire, no? Ma cosa c'è dietro questa storia? Quali sono gli elementi che ne caratterizzano l'unicità e che onestamente hanno stimolato anche il sottoscritto a venire a conoscere Massimo? Ebbene, ci sono dei valori importanti che traspaiono dalla sua scelta. Innanzitutto la capacità, la voglia di ricominciare, di rimettersi in discussione, cominciare da capo un'avventura imprenditoriale in un luogo apparentemente isolato come Moruri. Ma in seconda battuta c'è anche la capacità e la volontà di Massimo di rivalorizzarlo questo luogo in cui, oltre alla chiesa, il bar trattoria con annesso piccolo negozietto di generi alimentari è ancora l'unico elemento di aggregazione e di socialità di Moruri. Si concentra insomma qui quel po' di vita che può veramente dare per l'appunto vitalità alla frazione. E questo, credetemi, non è un aspetto secondario, perché la mancanza di questi punti d'appoggio sociale, diciamo così, spesso rappresenta una causa determinante nel triste fenomeno dello spopolamento della montagna. Avere un ristorante, bar trattoria che continua a vivere qui significa anche preservare una certa atmosfera montana che altrimenti rischiava anche di andare perduta. Io parto dalle differenze che ho trovato con Revolto, no? Intanto ti cali in una situazione di un paesino che si conoscono tutti e tutti sì un foresto, come dire. Però essendo già della Lessina, insomma, non ci ho messo molto ad ambientarmi, a diventare uno di loro, insomma, e questo è importantissimo, perché se tu resti una persona che tiene le distanze, qua non va bene. Devi assolutamente entrare nella situazione del paese e far parte di loro, insomma. Ti hanno accolto bene comunque? Assolutamente sì, ricevo sempre aiuti, conforto, quando ho bisogno di qualcosa, anche organizzando degli eventi, se qualcuno può darmi una mano è sempre in prima linea.
Quindi se tu non fossi arrivato qui, secondo te cosa sarebbe stato di questo posto? Non lo so, perché so che erano in difficoltà a trovare qualcuno per questa gestione, perché tutti cercano, già il periodo del Covid era difficile, poi uno se vuole partire con la ristorazione cerca posti già appetibili, già con un suo movimento che devono rilevare, non fare troppa fatica, invece qua bisognava partire da zero. Se non fossi arrivato tu, secondo te cosa sarebbe stato di Moroni? So che c'era l'intenzione di vendere e qua avrebbero fatto appartamenti e moriva il paese, insomma, come già molti altri nella zona. Ascolta Massimo, io so che tu, oltre alla cucina e al buon cibo, hai la passione per le auto d'epoca, perché avete visto che gira con Ranger. Quanti anni ha quel Ranger lì? 34 anni. 34 anni. Hai la passione per la musica, perché suona la chitarra, qui si tengono spesso dei concertini con dei complessini che vengono a suonare. Tutte queste robe, ma dormi tutte le notte? Ma guarda, Moruri è tranquillissimo, se dorme benissimo. Ve ne ero trovate. Ascolta, hai cucinato un sacco di cose qua. Potremmo anche cominciare oppure Beh, non mi direi sono... proprio di sì, e se fa per qualcosa, per maiale. ma sai che io non sono il tipo che... Vabbè, andiamo. Ciao ragazzi, fate un salto a Moruri, nella metropoli silenziosa, va bene? Complimenti, sai Massimo, Grazie, complimenti. E adesso, ciao ragazzi.